Subito il campo da equivoci, voi non siete un'associazione che vuole fare causa a Veneto Banca. Assolutamente, no, noi non abbiamo nessuna intenzione di fare class action, azioni ostili, noi siamo un'associazione di tipo collaborativo, vogliamo essere la voce dei soci. Chiedete però che quella voce venga ascoltata. Eh beh sì, ovviamente noi vogliamo renderci conto dei problemi della banca, vogliamo dialogare con la banca e soprattutto poi dialogare con i soci. I soci, noi vogliamo che i soci tramite la nostra associazione esprimano i loro convincimenti e anche i loro timori e noi loro vogliamo difendere. Perché finora, Presidente, c'è stato un difetto di comunicazione. Io penso di sì, per il passato credo che la banca abbia un po' mancato sotto questo profilo, cioè un difetto di comunicazione, di un uso mediatico modesto. Ecco, insomma. Tant'è vero che i soci sono stati un po' disorientati anche da queste cose che venivano a sapere per la prima volta solo in assemblea, quindi troppo tardi. Le due domande che si pongono i soci di Veneto Banca oggi, inutile negarlo, sono: cosa succederà con la trasformazione in SPA e si andrà ad una fusione? Sicuramente sì, sono due problemi diversi. La trasformazione in SPA è obbligatoria perché ormai il decreto legge è stato trasformato in legge e la fusione è un eventuale passo, io credo assolutamente inevitabile, ulteriore. Sono due problemi diversi. Fusione con Popolare di Vicenza, torna in auge questa ipotesi? Può darsi che sia così, può darsi che dei soci abbiano delle perplessità per una serie di ragioni. I problemi con Vicenza a me sembra che siano la sovrapposizione, sono tanti sportelli, il problema dei dipendenti, il problema della sovrapposizione, il problema del servire aree in gran parte coincidenti e poi anche i tipi di problemi. Credo che Veneto Banca abbia gli stessi problemi più o meno di Popolare di Vicenza, quindi va meditata questa cosa. Vi preoccupa invece la prospettiva di un bilancio in rosso per oltre 900 milioni? No, questo era da vedere, perché la Veneto Banca ha dovuto seguire le indicazioni obbligatorie della BCE, quindi ha dovuto fare dei maggiori accantonamenti e seguire una politica di rigore. Però noi siamo convinti che ben presto la banca avrà la redditività di un tempo. Ecco perché siete preoccupati da quei soci che invece corrono a vendere o cercano di farlo. Esattamente, e noi vogliamo tutte loro, se vogliono andare via, loro lo fanno, ma devono farlo consapevolmente, non sotto per il timore della perdita di risparmi di una vita. Ovviamente ognuno è libero di fare le proprie scelte, però basta che siano scelte consapevoli. La nostra associazione serve proprio a questo, per renderli più consapevoli. Quanti sono i soci azionisti raggruppati in questa associazione per ora? Non sono in grado di dirglielo perché abbiamo cominciato da una decina di giorni, ma siamo più di 200 per il momento, ma tutti i giorni aumentano e aumenteranno, spero anche.